cosa importante, perché riteniamo che i nostri ideali che ci hanno portato, che portiamo avanti da ormai più di 20 anni, non sono solo i nostri veneti, ma devono essere anche quelli dei nostri amici siciliani, nonché dei nostri amici napoletani, e dobbiamo riscoprire quello che i nostri vecchi stati ci hanno insegnato, hanno portato avanti per secoli. Dobbiamo far capire alla gente che in questi 150 anni l'Italia ha portato solo che fame, guerre, miserie, esodi biblici dei nostri popoli, e vogliamo anche far capire alle nostre genti, perché da noi in Veneto, ma anche vediamo in tutto il nord Italia, c'è questo sentimento contro i meridionali, che li considerano come il problema di questo paese. Nel meridione considerano gli abitanti del nord come il loro problema. Dobbiamo capire che il nostro unico nemico è questo sistema centralista che obbliga gli stati che per secoli, ripeto, erano liberi ed indipendenti, che li ha occupati con una guerra illegale, illegittima, e dobbiamo far capire ai nostri popoli che il vero nemico è questo sistema, non gli altri abitanti di questa penisola. Lascio la parola magari adesso ad altri che porteranno avanti al nostro Presidente e ad altri. Ringrazio ancora tutti quelli che sono venuti e sforziamoci di, in questo anno soprattutto che questo Stato celebra i suoi 150 anni, noi preferiamo dire che è una commemorazione della morte dei nostri popoli. Dobbiamo sforzarci quest'anno per far capire le nostre idee, portare avanti i nostri propositi, se vogliamo avere un futuro degno di essere chiamato tale. Io vorrei ricordare, perché l'ho già detto, ma privatamente, che sia Rivaldi che Luigi Faccia, soprattutto Luigi Faccia poi, hanno patito diversi anni di carcere perché anni fa diciamo, fecero la scalata del campanile di San Marco, fecero una manifestazione, insomma, che poi fu presa insomma, un po' esageratamente, perché era un modo di esprimere il dissenso, diciamo, per la cancellazione dell'identità della Repubblica Veneta. Quindi è un motivo in più questo, ecco, per solidarizzare e per diciamo, essere onorati della loro presenza. Poi così come ordine di lavoro, vorrei dire che poi sarà lasciato diciamo, uno spazio alle domande. Chiunque insomma, voglia saperne di più, ecco, ci sarà questo dialogo, diciamo, capisco che i giornalisti vorrebbero fare la parte del leone, ma insomma una volta tanto insomma, si contenteranno delle domande genuine, diciamo, dei presenti. Allora vorrei passare la parola al dottore Lagna, che come voi sapete è il presidente dell'Associazione Sicilia-Catalunya, oltre che essere diciamo, un pilastro del fronte nazionale siciliano. Buongiorno. Ieri i nostri amici veneti e il nostro amico generale Pagano ci hanno regalato una stampa di un pittore veneto che si chiama Cagliari. In questa stampa sono raffigurati gli ambasciatori di una città tedesca che era Norimberga, che faccio vedere. Questo per fare vedere che il dottor Alagna non dice bugie. Sono gli ambasciatori che ringraziano il Doge Veneto perché hanno ricevuto le leggi, la copia delle leggi venete, che erano leggi molto avanzate per l'epoca. Di Napoli sappiamo tutti quanti lo splendore di questa città che era la terza d'Europa. Della Sicilia conosciamo tutti quanti la storia, le magnificenze e compagnia bella. Ora io la domanda che faccio è questa: se invece di avere i Savoia che ci hanno imposto con la violenza la unità d'Italia, noi avessimo avuto
uno Stato federale nel senso della parola, in cui invece di essere annientati, di essere annichiliti, di essere umiliati, di essere violentati in tutto, noi avessimo potuto mostrare tutte le nostre prerogative individuali, prerogative del Veneto, prerogative della Sicilia, prerogative della Mauritania, noi sicuramente in Italia sarebbe diventata sicuramente il faro della cultura dell'Occidente, il faro economico, il faro giuridico, il faro storico, il faro culturale, perché l'Italia nel suo insieme è una nazione che se sfrutta le diverse individualità, può veramente essere, dal punto di vista dell'Occidente, può essere veramente il faro di tutte queste cose. Io dicevo ieri questo, che i nostri amici sabauti praticamente erano i peggiori dal punto di vista culturale possibili, la dinastia peggiore possibile dal punto di vista culturale. Noi vediamo che Torino è una bellissima città, però perché è bella? Perché l'ha costruita un architetto palermitano, Filippo Juvara. Perché? No? Messinese. Vabbè, allora speriamo con la Ancora non riuscite a dividere a Palermo in generale, vabbè, sempre siciliano. Perché questo? Perché praticamente col Trattato di Utrecht la Sicilia fu data ai piemontesi che poi scambiarlo con la Sardegna. Però i piemontesi già avevano fatto vedere in anticipo la loro dote, che è quella di saccheggiarono il nostro architetto e se lo portarono a Torino per costruire tutte le cose belle che ci sono. Questo per dire i nostri amici savoiardi quello che hanno fatto. Io voglio essere breve, non parlo più e ce lo parlo di nuovo,